Tutto pronto per il calcio d'inizio, sarà il Bayern a toccare il primo pallone di questa serata con Lea Schuller che lascia l'incombenza dell'inizio di questo match al capitano Lina Magull. Si fischia il direttore di gara e si parte al Ricci con il primo pallone della partita gestito dal Bayern. Primo corner della partita, lo batte il Bayern, attenzione al mucchio centro area, castello difensivo a zona per il Sassuolo in questa situazione, il cross che diventa un tiro che pizzica la parte alta della traversa, primo brivido della partita. Brignoli, il retropassaggio per Krejci, sbaglia l'impostazione il portiere austriaco del Sassuolo e allora Julia Kvin al limite dell'area lascia partire il destro, conclusione insidiosa, palla larga rispetto alla porta del Sassuolo, nessun brivido in questa circostanza per Isabella Krejci. Il tocco dietro per Pondini che mette in mezzo un buon pallone, c'è l'opportunità per la conclusione insidiosa di Da Canal, primo squillo del Sassuolo nell'area del Bayern. Kvin va via sul settore di sinistra, cross interessante che diventa quasi un tiro, è costretta a schiaffeggiare il pallone in calcio d'angolo. Il sinistro di Georgia Stanway, parabola interessante ma fuori misura sia per eventuali destinatarie che per la porta difesa da Isabella Krejci. Zadrazil, pallone largo, il cross interessante, l'uscita di Isabella Krejci questa volta a prevenire eventuali colpi di testa delle bavaresi. L'alternativa di Clara Bühl, il cross ampio sul secondo palo, Kumagai, palo e poi mischia davanti alla porta del Sassuolo. Stanway cerca la soluzione definitiva, confusione nell'area nero-verde, risolta almeno per un attimo da Tamar Dongus, recupera il pallone Clara Bühl, lo scambio con Hannah Glass, di nuovo Bühl a mettere in mezzo questo pallone che Maria Luisa Filangeri lascia sfilare, la palla dentro, Schuller, la conclusione, gran parata di Isabella Krejci. Palla profonda per il colpo di testa di Julia Kvin che però viene pescata in posizione di fuorigioco. Dalman, Simon, Lohman, attacco interessante, grande giocata del Bayern che arriva alla conclusione vincente con il destro di Sydney Lohman, azione stupenda delle bavaresi con la giocata illuminante in verticale di Lea Schuller, l'assist spalanca porta di Linda Dolman e il gol di Sydney Lohman. Damjanovic cerca spazio nel traffico, Maximiliane Ral restituisce palla con una grande giocata a Damjanovic che prova a puntare l'area nero-verde, Damjanovic in area, Damjanovic fino in fondo, la conclusione con la parata di Lia Lonni. Arriva fin quasi al capolinea Maximiliane Ral, mette in mezzo il pallone interessante sul secondo palo e poi non riesce a evitare il gol del 2-0. Lia Lonni, la firma è di Jovana Damjanovic sull'assist preciso di Maximiliane Ral, raddoppia il Bayern con il gol realizzato da Jovana Damjanovic. Emeline Laurent, adesso il Bayern trova spazi ampi da aggredire nella metacampo nero-verde con la velocità di Emeline Laurent, il tocco per Caroline Simon, cross per Maximiliane Ral, grande parata di Lia Lonni, super intervento della numero 1 nero-verde. Arriva il triplice fischio di Stefano Nicolini, il Bayern Frauen, il Bayern Monaco al femminile si impone per 2-0 nell'amichevole contro il Sassuolo qui allo Stadio Ricci, un risultato legittimo per quanto espresso dalle due formazioni in campo, ma una prestazione che lascia al Sassuolo buone sensazioni in vista del campionato al via tra 2 settimane. Mister, si comincia con qualcosa di abbastanza serio, un avversario importante, internazionale, peccato per la pioggia, ma intanto tanti minuti nelle gambe. Assolutamente sì, avversario tanto onore giocare contro una squadra del genere e credo che le mie ragazze abbiano dato dimostrazione di saperci fare, anche se il risultato è negativo, però quello che gli ho chiesto di fare l'hanno fatto, soprattutto il primo tempo quando avevamo quasi tutte le effettive in campo e hanno fatto veramente bene, ma anche le seconde linee che sono entrate nella ripresa hanno fatto
una grande prestazione. Logicamente avevamo davanti un avversario che quasi tutti gli anni arriva alla semifinale se non alla finale di Champions League, quindi di tutto rispetto. C'è anche un piccolo problema di amalgama ancora perché siamo in mezzo alla preparazione. Sì, sono d'accordo perché sono cambiate tante interpreti, tante ragazze nuove, ne sono andate via 12, ne sono arrivate 12/13, quindi c'è da lavorare per forza, ma noi siamo qua apposta. A me piace lavorare sul collettivo, lavorare soprattutto sulle giovani, e oggi penso che in campo ne avevamo molte di più del Bayern Monaco, perché avevamo in campo nel 2004, 2005, 2003. Quindi sono veramente felice di questo percorso di crescita. Sono aiutate tanto dalle compagne di squadra un po' più esperte, e dobbiamo andare avanti così, cercare di lavorare, mettere mattoncino su mattoncino per costruire questa bellissima casa. Noi del canto nostro come staff siamo felici e cerchiamo di andare avanti così con grande entusiasmo, perché ci danno tante soddisfazioni. Ultima cosa, quali altre tappe di avvicinamento prima dell'inizio del campionato? Abbiamo altre 2 amichevoli con 2 squadre di Serie B di buon livello, perché sono 2 squadre costruite per arrivare alla Serie A, quindi metteremo, come ha detto lei prima, altri minuti nelle gambe e ci dobbiamo far trovare pronte all'inizio del campionato, sperando di recuperare quelle 3 o 4 giocatrici che in questo momento sono fuori. Così? Basta. Bene.